Dopo lo studio extension Ciglia Lesh, a essere presa di mira dai ladri nella notte è stata la polisportiva Santa Monica di via Fratelli Bandiera. Un'altra spaccata a Marghera, le stesse modalità di quelle utilizzate proprio qualche giorno fa nel centro estetico. Quindi non c'entra la banda dei tombini, non c'entra la banda che sfonda le vetrine con l'auto, ma il modus operandi questa volta è lo stesso proprio del centro di via dei Muratori a Marghera, ovvero quello di provare a scardinare la porta per riuscire ad entrare. Ma non ce l'hanno fatta, creando solo danni. Il personale di servizio che fa le pulizie si è trovato con la porta che praticamente era bloccata perché avevano cercato di aprirla forzandola, non riuscendo, e comunque dei danni alla porta ovviamente non sono entrati, però questo è il quanto. Non è la prima volta che la palestra viene presa di mira. Solo in un anno i tentativi sono stati 4 e la richiesta è sempre la stessa. In passato era già successo qualche anno fa, sempre con le stesse modalità e ancora prima buttando giù una delle finestre, quindi entrando da dietro, dai capannoni dietro. Secondo lei servirebbero più controlli? Sicuramente sì, assolutamente. Magari qualche giro in più non sarebbe male. Mentre si indaga per trovare i responsabili che potrebbero essere gli stessi ad aver colpito lo studio estetico.